Proseguiamo a divertirci intanto con la grande musica, con queste bellissime emozioni che ci fanno ritornare veramente giovani, anche se poi vediamo Luciano Ravasio e di capelli non ne ha persi manco uno. Cioè, vi posso garantire che sono capelli originali, non è una parrucca, cioè è una cosa fenomenale. Complimenti Luciano, complimenti, non so quale shampoo usi, però ti invidio un pochino, siamo sinceri, noi Matusa. Luciano Ravasio, lo accogliamo con un applauso. Dai. Beh, noi finiremo con i dischi a Red Ember e del B, perché ormai è quella la mia connotazione, la mia icona. Ma ho iniziato anch'io tra l'altro il primo articolo dell'Eco in cui si diceva che appunto c'era questo Luciano Ravasio che suonava in un gruppo tra l'altro di Quarrymen allora, e i Quarrymen, per chi conosce la storia dei Beatles, sono i primi Beatles, perché Lennon era iscritto alla Quarry Bank School, cioè avevamo questa ammirazione per i Fab Four. Vabbè, il primo articolo era del 3 dicembre 1968. Però la canzone che andiamo ad eseguire si intitola Mondo Viola, è del febbraio 69 e aveva vinto il primo premio della canzone, dicevano allora, protestataria, che poi non ha niente di protestatario, non so, della Domenica del Popolo. E il gruppo era gli Amen. Il brano aveva impostato Giorgio Francinetti, era già più o meno tutto fatto. Io forse, come dice Lennon e McCartney, faccio il middle eight, ecco, cioè ho sistemato la musica, soprattutto perché si è parlato molto di testi, di proteste eccetera, ma va anche considerato il discorso musicale nuovo, cioè per banalizzare la canzone non era più fatta da strofa e ritornello, ma partivi subito col chorus, col ritornello, e poi magari ci mettevi a metà il bridge, lo stacco, per creare una variazione. Andiamo con Mondo Viola.